Soltanto 4 giorni sono passati dalla partita contro Costa Volpino. Iniziano i giorni delle rimonte, speriamo in classifica. Per oggi non è la 22esima, come potete vedere è la 11ª giornata. Oggi è il recupero, il derby trentino inizia con un recupero. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano per il recupero della 11ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Rotoplas Volano Volley e la Trentino Energia Argentario. Quindi turno infrasettimanale che si apre con una, come ho detto, un recupero. E quindi ovviamente è questa la parola chiave di oggi: cercare di uscire dalla zona retrocessione, perché al momento siamo a 3 punti dalla zona salvezza e quindi Crema è più avanti di noi. Per oggi con una vittoria da 3 punti sicuramente torniamo a parità, quindi è veramente importante essere pronti per lottare e portarsi di nuovo a parità di punti, perché oggi iniziano i derby, perché il primo derby è oggi, il secondo è sabato prossimo al Palabocchi di Trento. Quindi oggi e sabato è vietato fallire, non ci sono altre occasioni da sbagliare, perché può essere l'ultimo treno verso la salvezza, quindi è davvero importante non sbagliare. Allora noi vi faremo vedere il roster delle nostre formazioni, visto che mancano solo 2 minuti all'uscita delle due squadre, e torniamo tra poco per l'inizio della partita. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Eccoci di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano. Sta per cominciare il derby trentino, 11ª giornata, campionato Serie B1 Girone B. In campo Rotoplas Volano Volley e Trentino Energia Argentario. Un saluto va come di consueto al nostro scoutman Andrea Zeni. Oggi manca Alan Berloffa, che è giù a fare il segnapunti per la nostra società, quindi manca una persona. Manca il nostro regista di riferimento. Per oggi a darmi manforte in regia c'è Fabrizio, che ovviamente possiamo dirlo dalla Sardegna con orgoglio, quindi è pronto qua a darmi manforte con i punteggi e tutto, quindi siamo quasi pronti allora per questa. Tanto qua si è sentito uno stappare di lattina del nostro scoutman. A me non hai portato niente da bere? No, fortuna che in diretta non si è visto, Allora, tecnicamente dovremmo avere il sestetto titolare da parte nostra.
Entrano le squadre in campo, allora lasciamo la parola a Paolo Sprinzi. Il Comune di Volano lancia un nuovo progetto contro la violenza di genere, perché non sia solo la data del 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Si vuole diffondere una riflessione di una serie di interventi per atlete, famiglie e scuole, creare una rete sul territorio che dia continuità e prospettive al cambiamento culturale necessario. Il nostro motto da ora in avanti sarà: schiacciamo la violenza. Il nostro capitano Jessica De Valli consegna al capitano della squadra ospite per il fine del giro argentario Sofia Gusma una maglietta allo scopo dedicata. Grazie. Benvenuti per le visite della Mella bianco-rossa alla casa del Volano Volley. Oggi l'incontro è tra la Rotoclass Volano Volley e la Trentino Industrie Argentario. Abito l'incontro, primo atto, signor Marco Perticuna di Trento. Assieme al signor Cristian Fossi di Trento. Proprio, starting player. Allora, ovviamente il motto del Volano Volley è schiacciamo la violenza. Questa iniziativa partita in collaborazione col Comune di Volano. Come avete visto dalle immagini, la società Volano Volley con Jessica De Valli al comando ha consegnato alla capitana Sofia Gusma una maglietta proprio che è a favore di questa iniziativa. Ci diamo allora. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Marco Perpruner di Trento e Cristian Fossi di Trento, che arbitreranno il derby trentino, proprio i due arbitri di Trento. Vai a dire, si appoggia la telecamera se non te la tira giù. Ecco, vedi che è già un pochettino basso, perché la travolgesse del tutto. Partiamo dal Trentino Energia Gentile. Con il numero 4, Agnese Cappone. Con il numero 11, Laura Buratti. Con il numero 13, Alicia Salgado. Con il numero 14, capitano Sofia Gusma. Con il numero 15, Serena Stretto. Con il numero 18, Agnese Angeloni. Il titolo Sofia Battistoni. Allenatore Mauro Simonetti e Paolo Ducati. E ora la Rotoclass Volano Volley. Rotoclass Volano Volley, capitano Jessica De Valli. Con 3 Aurora Bonafini. Con 6 Leona Fascioli. Con 7 Lidia Tresoldi. Con 13 Carlotta Percuziello. Con 14 Alice Bettini. Capitano Elia Titolo. La tria del Rosa il loro vero Luca Palladini. Assieme a Michele Renti e Romano Mazzicati. E lo stampe Andrea Zemmini. Regista Fabrizio Sala. Telefonista Lauro Pietapelli. Con Rotoclass Volano Volley 2021-2022. Un saluto a tutto il pubblico che anche oggi ascolta l'Arena bianco-rossa. Allora, nello starting player Rotoclass nessuna delle sorprese. Il capitano Elena Pirrovoli. Il capitano Elena Pirrovoli. Questo è libero, vedi? Aurora Bonafini al servizio, il primo servizio Rotoclass Volano Volley. Adesso si fa sul serio. Scatenate l'inferno perché inizia il derby. Arriva l'Ace, inizia subito. Inizia il primo servizio di Aurora Bonafini, un Ace. 1-0. Iniziamo col piglio giusto questa partita. Ancora Bonafini alla battuta. Un altro Ace. 2-0 il punteggio.
2 volte Bonafini. Così non fa In niente. curva vedo, nella curva Marione vedo i nostri amici della curva Marione comandati oggi dall'Ultra Beppe Ragusa insieme alle sue, diciamo così, compagni di viaggio Andrea e Christian. Attenzione, Bellini. 3-0 il punteggio, Alice Bellini, 3-0. Ancora Bonafini al servizio. Intanto c'è già un richiamo da parte del signor Bert Brunner al servizio della panchina di Moretti. Battuto il servizio. Attenzione all'attacco vincente di Alicia Salgado, che fa il primo punto della partita per la Trentino Energia Argentario, che si porta sull'1-3 e va proprio lei al servizio. Servizio di Salgado su Tasciolli, Bonafini, Carlotta Petruziello, Salva Salgado, il palleggio di Graziani e no scusate di Cappone, Petruziello in bagger, Tasciolli free ball, Salgado, Cappone, l'attacco di out, l'attacco di Seffredo è out. 4-1 il punteggio a favore della Rotoplas. Alice Bellini al servizio. Servizio di Alice. Ace, sì, Ace. Alice Bellini 5-1. Partiamo subito bene con un quinto punto per la Rotoblas, che al momento ha fatto 3 ace su 5 attacchi. Cioè scusate, su 5 punti. Un altro punto. Ancora Alice, 6-1. Time out per la quindi andiamo con gli sponsor, ritorniamo tra poco. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Gliel'ho detto. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Allora chiediamo un attimo di pazienza. Bellini. No, dai, si vede la vita. Posso da solo. Quindi un altro ace di Bellini. Terzo di fila. Si spegne in rete stavolta. 7-2 il punteggio adesso. Comunque 3 ace di fila da parte di Alice. Direi che il nostro tifoso di fiducia oggi non può essere soddisfatto per come siamo partiti. Servizio di Seffredo su Tasciolli. Deval. Attenzione. Attacco di Angeloni vincente. 3-7. E ancora Seffredo al servizio. Sono un po' preoccupato dal nostro tifoso numero 1 qua al mio fianco. Beh, non al mio fianco in regia, ma al mio fianco in tribuna. Bonafini, Tasciolli, Murata. Attacco murato di Tasciolli, 4-7. Quarto punto. Ancora Seffredo al servizio. Servizio di Seffredo su Bellini. Bonafini al centro per Deval. Vincente. 8-4 il punteggio. Allora vi ricordo le ultime uscite della Rotoplas. La sconfitta per 3-1 con Costa Volpino. Dall'altra parte Argentario invece aveva perso per 3-0 contro Bedisole. E ha perso anche la penultima posizione in classifica. Adesso è ultimissima proprio Argentario.
Attenzione. Pallonetto che non va a buon fine. De Val in palleggio. Petrucciello vincente. 9-4. Nono punto per la Rotola Volano Volley, che adesso si conduce per 9-4 il set. Primo set del derby trentino. Recupero della 11ª giornata. Campionato Serie B1 girone B. De Val al servizio. Sempre su Salgado. Palleggio. Errore di palleggio. Doppia. Fischiato contro Agnese Cappone. Proteste di Moretti. Continua un altro avviso di Prempuner a Moretti, che ha avvisato la capitana che questo è l'ultimo avviso e poi ci scatterà l'avvertimento col cartellino giallo. Attenzione. Pallonetto non vincente di Angeloni e quello di Petrucciello Sticco. 11-4 punteggio. Al Sempre simpatico Moretti. momento sta dominando il set la Rotola Volano Volley. Sempre simpatico Moretti. Ancora De Val al servizio. Battuto su Angeloni, però è murata. La palla in campo. Arriva il murone della Rotola. 12-4. Più 8 tra le due formazioni. Ancora Jessica De Val al servizio. Servizio out stavolta. 5-12. Serve forzare così tanto. Sofia Kuzma al servizio, la capitana della Trentino Energia Argentario, sul punteggio di 12-5. Servizio su Lero da Sciolli, buona fine al centro per Bellini, libero Buratti, salva, però con free ball e Petrucciello firma il 13° punto per la Rotola Volano Volley. Arriva il time out per Moretti, secondo, quindi andiamo col secondo spot trentino. Nuovo in diretta, secondo time out utilizzato da coach Moretti, che da adesso in poi dovrà cavarsela solo con le proprie giocatrici. Carlotta Petrucciello al servizio su Buratti, Cappone, l'attacco Murata da Bonafini, l'attacco di se non ero di Angeloni o di Kuzma. Carlotta Petrucciello, ancora lei al servizio, battuto su Buratti, Cappone, Bagher, Murato, free ball per la Rotoblast, 3 soldi, attacco di Livia che non va a buon fine, attenzione, errore in palleggio, 15-5 il punteggio. Scusa Fabrizio, non ho fatto apposta. Carlotta Petrucciello al servizio, ancora lei, servire per la Rotoblast, stavolta out il servizio, quindi 6° punto per la Trentino Energia Argentario. Agnese Angeloni adesso servire il 6° servizio del set. Battuto sotto a Sciolli e Bellini. Arriva l'Ace. Solita purtroppo disattenzione di non chiamarsi la palla. È una delle regole degli sport di squadra, chiamarsi la palla, perché sennò si rischiano di andare giù sulla palla e di fare una frittata.
ancora il servizio di Angeloni. Bonaffini e Tasciolli. Bleron Tasciolli, 16° punto, attacco vincente. E va proprio Bleron Tasciolli al servizio. Servizio di Blerona. Servizio out. Ottavo punto. Serve a forzare così tanto. Eleonora e Buttarla di là. servizio di Eleonora Buratti. Ah, scusatemi, in realtà ho sbagliato il nome del libro fino adesso. Pallonetto di Kuzma che non va a buon fine. Livia, 3 soldi, vincente. C'era però l'invasione prima contro la Trentino Energia Argentaria, però il punto sarebbe stato valido lo stesso. Al servizio va Livia 3 soldi, l'autrice del quasi punto di prima, e arriva Lenz. Livia 3 soldi, 8-18. Pronto ancora Livia 3 soldi al servizio, secondo servizio consecutivo. Battuto il servizio. Un altro buon servizio di Livia 3 soldi. L'attacco stavolta di Salgado è vincente. 18-9 il punteggio. Tornano i 9 punti di differenza. Agnese Cappone al servizio. Servizio si spegne in rete. 19-10 e 19-9, scusate. Aurora Bonafini al servizio. Battuto servizio su Vincente. L'attacco Vincente Leitz, anche se l'arbitro ha picchiato una portata, però lo prendiamo come un ace. Noi l'abbiamo mostrato in grafica perché comunque pronto ancora Bonafini al servizio. Ancora su Kuzma. Pieroboni in bagger per Petruzziello. Murata Petruzziello, però sembra una metà campo di 3 Volanese. Ancora free ball per la Rotoblast. Petruzziello ancora. Murata 2 volte. Carlotta Petruzziello Murata 2 volte. 10-20. Alicia Salgado al servizio. Abbiamo appena riaggiornato il punteggio. C'erano 2 punti in più per noi, però una piccola svista che però dai, ci può anche stare dall'euforia generale, dai. Jessica De Val 21-10 punteggio. Adesso al servizio Alice Bellini per la Rotoblast. Soprattutto su Angeloni. Meta. Attenzione, brutto palleggio di Bonafini. E free ball per la Trentino Energia, che sfrutta dovere col 18° con la numero 18 Angeloni. 21-10. Servizio la Trentino Energia con Sefredo. Blerona. Tasciolli 22-11. Jessica De Val al servizio. Servizio di Jessica su Salgado. Salgado deve concedere una free ball adesso. Bellini in bagger riceve. E lì a 3 soldi. Firma il punto numero 23.
23-11 il punteggio. Ancora indisponibile per infortunio, vi ricordiamo, Emma Galbero con ancora la mano ingessata, che se ci avete fatto un attimino caso, anche se era un puntino, ci è proprio passata appena davanti al tabellone. De Val, ace di Jessica De Val. 24-11 e c'è il set ball per la Rotoplas. Palle set 13. Speriamo che non sia un numero che porti sfiga, visto che sono 13 palle set. Questa è la prima. De Val, servizio, ace, non porta sfortuna. E siamo sul 1-0 dopo, col 25-11. Quindi andiamo con gli sponsor e torniamo tra 3 minuti per l'inizio del secondo set. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Bolano. Siamo sul 1-0, 25-11 il primo set della partita. Allora, vi elenco i punteggi di questo primo set. Comandano a pari merito 4 giocatrici della Rotoplas con 4 punti: De Val, Bonafini, Tre Soldi e Bellini. 21 punti totali della nostra squadra. Dai. Primo punto firmato dalla Trentino Energia Argentario con Salgado. 0-1 il punteggio. Comunque un bel salvataggio di Blerona. Allora, dicevo, comandano con 4 punti queste 4 giocatrici. 3 punti Carlotta Petrusiello, 2 punti Blerona Tasciolli. 21 punti totali di squadra. 4 punti Bellini, 1 pari Legge Bellini. 4 punti presi con errori avversari, ma la grande reazione della nostra squadra è che hanno fatto ben 9 ace contro l'1 solo delle ragazze di Monetti.
che loro hanno totalizzato su 11 punti 7 punti totali. 3 punti per Angeloni, 2 punti per Salgado. Per Salgado, scusate che leggo bene perché mi sa che i numeri qua sono un pochettino sballati. Kuzma 1, Salgado 2, Buratti 1. 4 errori anche per loro. Carlotta Petrucciello secondo punto 2, pari il punteggio. Quindi da questo punto di vista è stato un gran set da parte delle nostre ragazze, che sia il set da cui bisogna ricominciare a riaccendere i motori per salvarsi. Ovviamente errore al palleggio di Cappone, nettissimo la doppia. Vantaggio Rotoblast 3-2. E adesso un'altra protesta, l'aveva avvisato Moretti. Arriva l'avvertimento col cartellino giallo. Dopotutto 2 avvertimenti vocali e il terzo gli ha detto scatta l'avvertimento col giallo. 3-2 a favore della Rotoblast Volano Volley, che adesso per la prima volta nel secondo set è in vantaggio. Servizio di Bellini. Ace! 4-2. Bellini al servizio. Decimo ace del set, della partita per le nostre ragazze. Detto fatto, appena detto. Appena detto è arrivata la palla out. 3-4 però dai, un errore ci può anche stare. Servizio out di Sefredo. 5-3. Patentata out da coach Parlattini. Ci ha visto giusto. 5-3. Servizio di Deval su Salgado. L'attacco in pallonetto di Angeloni non è stato efficace. E l'attacco di Carlotta, sì. 6-3. Carli! 6-3. Jessica Deval, ancora lei al servizio, la nostra capitana. Tutto il servizio su Angeloni. L'attacco vincente di Kuzma, la capitana di Argentario, fino al quarto punto. 4-6. Si prepara proprio lei al servizio. Tutto il servizio di Kuzma, Bonafini. Livia 3 soldi. 34. Setta 4. Carlotta out. 5-7. Devi riprenderlo, guarda. Fai la boss di campo davvero. Valero Natascioli, mani out. 8-5. Ma proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Servizio battuto su Angeloni. Un altro errore di Cappone. 8-5. 9-5. No. Servizio sempre di Blero Natasciolli. Dopo Bagher della numero 11 Buratti. Attacco di Livia vincente.
che cavalca il libero Sofia Battistoni. 10-5 il punteggio. Ancora Blerona al servizio. Servizio di Blerona su Battistoni. Cappone. E l'attacco è vincente di Salgado. 6-10 il punteggio. Eleonora Buratti su Bellini, che è anche pronta ad attaccare. Salva. Vincente l'attacco di Bellini. Vediamo se ci sarà il time out per Moretti. Direi di no. Servizio di Livia ancora su Angeloni. L'attacco è vincente di Kuzma. 7-11. Agnese Cappone, la palleggiatrice di Argentario al servizio. Su Tascioli, che concede una free ball che se Fredo non si fa fregare. Firma l'8º punto. Accorcia ancora un po' le distanze la formazione di Maurizio Moretti. Battuto sul servizio, out, battuta fuori da Blerona Tasciolli. 12-8 il punteggio. Intanto per informazione sto cercando di attrezzarmi con una nuova telecamera perché voglio inquadrare il nostro fan numero 1 e verso fine stagione gli vediamo i suoi migliori sketch della stagione. Pallonetto opportunello di Sefredo, però che è risulta vincente. 9-12. Adesso sono 3 i punti a separare le due formazioni al servizio di Salgado. Out il servizio, brutto servizio. 13-9 adesso a favore della Rotoblast, che torna ad averne 4 di vantaggio. Dice Bellini. Servizio sul Battistoni. Cappone, pallonetto che non va a buon fine. Ancora il pallonetto, stavolta è out di Kuzma. 2 volte ci ha provato, prima volata e poi pallonetto out. 14-9, 5 punti di vantaggio adesso per la Servizio ancora di Bellini. Cappone, l'attacco stavolta è di Kuzma e vincente. 10-14. Serena Sefredo al servizio. Battuto il servizio su Tasciolli. Attenzione, De Val vincente comunque. Nonostante il palleggio sembrava un po'. Nonostante il palleggio comunque abbiamo preso un altro punto. Grazie a Jessica. Adesso la nostra capitana al servizio, Jessica De Val. Vediamo il servizio di Jessica su Salgado. Murone. Muro di Carlotta Petruzziello. 16-10. Adesso sono 6 punti di vantaggio. Servizio di De Val. Arriva Late. 17-10. Non so se Moretti chiamerà un time out, perché arrivati a questo punto forse potrebbe aiutare.
Però no, vedo che non si sta muovendo, quindi continuiamo col gioco. Ancora Jessica De Val, autrice dell'ultimo ace di questa partita. Altro bel servizio su Battistoni. Salgado in free ball. Tre soldi riceve e Tascioli attacca. 18-10. Pronto al time out per Moretti. Allora andiamo col spot trentino. A 10 punteggio, rientriamo in diretta all'Arena Biancorossa per il derby trentino, recupero dell'11ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Roto Plasvolano Volley e la Trentino Energia Argentario. Andiamo con 8 punti di vantaggio questo set. Jessica De Val ancora lei al servizio su Battistoni. Salgado in bagger, free ball concessa alla neanche concessa, regalata, un punto. Ha provato a battezzare l'out De Val, ma purtroppo il colpo possiamo dire che ieri gli è tornato è andato incontro. 18-11. Sorriso comunque beffardo di De Val che dice cavolo, mi sono fidata troppo. Servizio di bel servizio di Sofia Kurma che sembrava metterla nell'angolino in basso a sinistra della nostra telecronaca, invece con un colpo a taglio l'ha messa nell'altro angoletto, trovando impreparata Elena Pirobon, l'ex di giornata per giunta, insieme a Bonafini e a Caterina Pucinic. Lerona Tascioli 19-12. Granota. 19-12 punteggio. Del video di Petruzziello. Battistoni. Free ball di Cappone. Piero Bon riceve l'attacco di Tascioli. 20-12 punteggio. Di 8 della Rotta Plasvolano Volley adesso. Ora il servizio va ancora Petruzziello, sempre su Battistoni. Cappone in bagger, l'attacco in pallonetto di Angeloni non è andato a buon fine. Tascioli dall'altra parte, out stavolta, peccato. 13-20. Comunque abbiamo un vantaggio piuttosto rassicurante al momento. Adesso il servizio Agnese Angeloni. Servizio, mamma mia, un altro gran servizio di Angeloni stavolta, con lo stesso colpo di Kuzma proprio. Sembrava metterla nell'angolino in basso a sinistra, invece l'ha messa nell'angolo in basso a destra della nostra telecamera. Servizio di ancora Angeloni, stavolta nell'angolo in basso a sinistra. Livia Tresoldi, 21-14. Lerona Tascioli al servizio. Servizio battuto. Attacco di infrazione di quarto tocco. 22. Infrazione di quarto tocco, in realtà non time out. Andiamo con lo spot trentino.
Insomma, un derby che al momento sta vedendo dominare la Rotoplas Volano Volley sul punteggio di 22-14. Al momento è il terzo unico questo derby. Primo set 25-11 a favore della Rotoplas, che quindi ha vinto con 14 punti di distacco. Questo set è un pochettino più equilibrato, però sono sempre 8 punti a separare le due formazioni. Altro muro, stavolta reale, con Livia 3 soldi. Via 3 soldi. In realtà scusate, ma abbiamo sbagliato immagine, non era ace ma era muro. 23-14. Servizio beffardo di Blerona che non si è concretizzato con un ace. Murata, l'attacco di Petruzziello. Livia sente 24-14, set goal per la Rotoplas. 10 punti di distacco. 24-14. Ancora Blerona Tasciolli al servizio. Battuto su Livia per chiudere. Niente da fare, stavolta il muro era pronto. Pallonetto. Salva Piero Bon. Bellini per chiudere. Bellini chiude. 5-14. Allora andiamo con gli spot. Lo sponsor nostro e torniamo tra poco. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Eccoci proprio in diretta appena fischia l'inizio del terzo set, il servizio di Bonafini, ace! Primo punto del terzo set per la Rotoplas Volano Volley. Allora riepiloghiamo i punti di questo secondo set. Sugli scudi in questo secondo set è stata Livia Tresoldi con 5 punti. Poi
4 punti per Blerona Tascioli e Alice Bellini, 3 punti per Carlotta Petruziello e 2 punti per la nostra capitana De Val. E 18 punti totali di squadra, 7 su errore avversari. Invece dal lato argentario 4 punti per Sofia Kuzma, 2 per Buratti e Sifredo e 1 per Agnese Angeloni. 9 punti di squadra per l'argentario e gli errori totali sono stati 5 a favore loro, quindi 5 errori della Rotoblas contro i 7 della squadra avversaria. 2 ace per parte. Secondo punto per Argentario, 2 pari, che adesso comanda il... no, in realtà non comanda nessuno questo set, in realtà siamo in perfetta parità, 2 pari. Come detto, turno infrasettimanale per queste due squadre per recuperare. Il turno della 11ª giornata che non si è giocato a inizio stagione, ve lo ricordo. Questa doveva essere giocata all'inizio di gennaio, dopo l'Epifania proprio in realtà. Però poi ci sono stati purtroppo dei casi di positività che hanno costretto a stoppare quella giornata e giocarla proprio in questa giornata del 23 marzo. 3 pari, palleggio vincente di Cappone che la manda dall'altra parte in mezzo a tutte le maglie rosse della Rotoblast Volano Volley. 3 pari il punteggio, al momento è punto su punto questo il terzo set. Servizio di Kuzma, quindi vantaggio per la Trentino Energia Argentario, 4-3. Servizio di Kuzma, l'attacco di Petruziello, stavolta disinnescata la bomba. Free ball di Salgado, Livia Muratta, Petruziello, mamma mia che rischio stavolta. Piero Bonner salva Petruziello, un'azione combattutissima, pallonetto di Kuzma che non va a buon fine. Dall'altra parte Blerona, un altro errore. Adesso arriverà il cartellino rosso, infatti da 4 pari arriva il 5-4 perché col cartellino rosso c'è anche il punto di penalità, quindi Rotoblast che adesso si porta in vantaggio oltre al punto. Probabilmente adesso verrà Carlotta 5-4 Rotoblast. Infatti segna punti elettronico, non aveva aggiornato il punteggio, però era palese, eravamo sul 4 pari con l'azione, però non col punto di penalità. Lì a 3 soldi, attacco out, 5 pari. Ovviamente però questo rosso Moretti se l'è anche andato a cercare perché 2 volte protestato vocalmente e poi ovviamente è arrivato il richiamo, alla prossima giallo, ha insistito, è arrivato il giallo e adesso è arrivato il rosso. Molto, molto severo questo arbitro, ovviamente molto più sereno invece in panchina Luca Parlatini, che Livia la mette giù subito. 6-5 il punteggio, 6-5 il punteggio. A 5 allora il servizio adesso è nelle mani di Tasciolli. Battistoni ace, Blerona Tasciolli, Lace vincente Blerona Tasciolli al servizio, autrice dell'ultimo ace, sempre su Battistoni. Bagger di Kuzma, l'attacco a mani out di Salgado, 7-6.
Eleonora Buratti al servizio. Attenzione, Petruzziello, 8-6. Livia Tresoldi al servizio, su Salgado. Seconda volta che Cappone si inventa questa giocata. Vale il 7-8. Agnese, Capone. Vediamo il servizio di Cappone, proprio l'autrice dell'ultimo punto. Su Bellerona Tasciolli, Bonafini, Bellini, pallonetto vincente. 9-7. Ali Bellini. Servizio ace di Bonafini. 17 il punteggio. Allora, nonostante siamo mercoledì, comunque c'è un po' di gente, c'è comunque anche oggi all'Arena Biancorosa. Secondo ace 17. Comunque è un derby trentino, ma anche per sponsor tecnico, anche perché entrambi vestono Nice Squared, il nostro sponsor tecnico. Al centro Murone di Deval. 17. Allora, ancora Bonafini al servizio a sfiorare il tetto. Arriva l'infrazione di quarto tocco per la Rotoblast. 13-7. Sempre con Aurora, servizio. 6 punti tra le due formazioni. Arriva il time out per coach Moretti. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Eccoci di nuovo in diretta. Arena Biancorossa, recupero 11ª giornata. E già per dovere di cronaca, visto che prima vi ho detto che ci sarà il doppio derby questa settimana, dopo l'11ª giornata il recupero ci sarà la 22ª giornata, derby contro l'Argentario, ma a casa loro. Palabocchi di Trento, ore 17 di sabato 27 marzo. Vado un attimo a dare un'occhiata al calendario per evitare di sbagliare il giorno. Infatti avrei sbagliato, è sabato 26 marzo, non il 27, perché il 27 è domenica. Servizio di Salgado su Piero Bon. Attenzione, ancora palla nella metà campo dell'Argentario adesso. D'altra parte muro di Deval. Muro di Deval. Jessica Deval 14-8. Muro 1 di Deval è bastato per disinnescare l'attacco. 14-8. Bellini. Servizio out. Peccato, 9-14. Tornano 5 punti in distacco. Servizio dovrebbe esserci, credo, Serena Siffredo. Servizio battuto.
Free ball. Oh mamma mia. Free ball per la Rotoblast. Brutto palleggio qui dalla parte contraria che noi sfruttiamo con Deval. Jessica Deval. Livia 3 soldi lascia il posto ad Aurora. Paola Tomasi mette il posto di Livia 3 soldi. Cambio del centro bianco-rosso. Servizio affidato alle mani di Deval. Battuto su Siffredo. Kuzma. No, fallo di seconda, credo. Invasione ospite 16-9. Invasione contro la contro l'Argentario. Per comunque vada il punto è a favore della Rotoblast. 16-9. Deval 8 17-9 17-9 8 punti tra le due formazioni. Forse è presto per dirlo, però la fine della partita sta sempre più avvicinando perché 8 punti di distacco al momento. E alla Roto in campo. Non era in campo, però 10-17. probabilmente dovrò cambiare gli occhiali. 17-10. Adesso vediamo quel motion replay affidato alle mani di Fabrizio. Sì, era out di poco, ma era out. Verona oltre l'asta. 11-17. Concentrate raga, dai, concentrate, ancora. Sofia Kuzma al servizio. Questo servizio su Bellini. Buona. Fini. Aurora Tomasi. Allora Tomasi. 18-11. Attenzione. Anche. È arrivato anche un richiamo. Mi sa verso la zona Rotoblast. Non l'ho visto. Ho visto un gesto così. Non so se sarà che sono spostate dal botto. Out il servizio. Di 11-18. Come detto, è un arbitro molto severo il signor Ben Pruner. Non è facile. Non è facile. Pronto il servizio di Angeloni. Servizio di Angeloni su Piero Bon. Free ball. Oh, attenzione. Free ball per l'Argentario. Attacco di Salgado. Bomba. Tinta. Molto potente. 13-18. Ancora Angeloni. Arriva Leitz. 14-18. Due fuori di dov'è? Le ultime domande era forte 2, Time out per la Rotoblast. Primo time out della squadra nostra. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. 18-14. Servizio ancora di Angeloni. Fa tutto il servizio su Piero Bon. Tornafini. Carlotta Petruziello ha provato un attacco un po' complicato, però sbaglia anche l'Argentario. Il 15° punto per l'Argentario non arriva perché arriva il 19° per la Rotoblast con questo attacco out di Sofia Kuzma.
Blerona Tasciolli al servizio. Battuto su Battistoni. Cappone. L'attacco subito di Eleonora Buratti. Vale il 15° punto. Anna Cramerotti prende il posto di Blerona Tasciolli adesso. Anna Cramerotti prende il posto di Blerona Tasciolli. Adesso il nostro coach Luca Parlatini fa entrare per fargli fare un po' di minutaggio anche alle altre atlete. Arriva la palla out, 20-15. 20-15. Va proprio, credo, Anna Cramerotti al servizio. No, scusate, Cramerotti in campo. Ora Paola Tomasi al servizio. Battuto il servizio. Salgado, Murata in campo. Da Bonafini. Più 6 hanno rosso. Più 6 di vantaggio. Adesso si unisce alla festa anche vice coach Villa Chele, che fa la servizio ancora sempre verso Angeloni, però la palla è ancora nella metà campo trentina con bianco-rossa, volevo dire. Bellini out, 16-21. Agnese, Capone. Comunque vado a finire questo set, possiamo dire che è il set più equilibrato della partita al momento. Battuto il servizio di Cappone. Pallonetto di Bellini, vincente. 22-16. Era portiere. Bonafini. Aurora Bonafini al servizio. Tutto il servizio. Un altro e credo che un muro, però secondo me ha preso la rete, quindi direi che è attacco errato della Argentaria. 23-16 punteggio. Ottenuto di Bonafini, arriva Late. 24-16, 7 e il match ball per la Rotoblast. 8 palle match per portarsi a casa i 3 punti e chiudere qua la serie negativa. Si alza il coro del pubblico bolanese che sta aspettando questo momento da 4 partite. Bonafini, Petrusiello per chiudere, Murata, Petrusiello 2 volte. Portata. Era netta questa portata. Peccato. Prima palla match annullata. 17-24. Servizio. Battuto. Lì Jessica De Val. Niente da fare l'attacco. Battistoni. C'è ancora un'altra palla match annullata con Angeloni. 18-24. Sempre Salgado al servizio. 18-24. Battuto Salgado su Piero Bonafini. Petrusiello per chiudere. E adesso lo possiamo veramente dire. C'è qua la serie negativa. 3-0 Rotoblast, 25-18. Carlotta Petrusiello chiude questo set e la partita 3-0. Allora, su questo parziale io chiudo qua il mio commento e vi lascio all'immagine dell'MVP che secondo me se lo merita probabilmente Carlotta Petrusiello. Possono meritarselo un po' tutte, ma secondo me forse Bonafini oggi se lo può meritare oggi per me, quindi io direi MVP lei, Aurora Bonafini. Allora io vi ringrazio, saluto Andrea Zeni, saluto Fabrizio e da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. Vi lascio con gli sponsor e ci troviamo tra poco per l'MVP. Just a beat.
just can't breathe? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Però non funziona il... Ci sei.
Allora, l'MVP della serata abbiamo già in campo il nostro Michele Monti, responsabile marketing di Giovanni Volley. L'MVP allora è l'atleta del Giovanni Volley numero 3. Allora, Bonafini! Allora, che si chiama con un buon deposito